Buongiorno cari amici, benvenuti alla 19ª lezione di radiestesia basic del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto l'immagine di copertina c'è Giove, Giove che è un pianeta positivo anche e non solo come Venere ma per il cuore, e quindi vediamo con questa piccola pillola introduttiva come avvicinare due persone. Usiamo i vari strumenti che già il Marietto ha descritto in altre pillole, ma qui andiamo un po' in dettaglio. Però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale del Marietto Veneziano di Hildegarda, di venirci a trovare nei gruppi di Hildegarda Marietto Veneziano su Facebook e chiaramente, come ormai sapete, il polpettone del vostro Marietto Veneziano è per il canale di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Hildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. L'entrata è libera per tutti e tutti si possono aggiungere. Devo ricordare anche che in questo periodo molto particolare il Hildegarda tiene un raduno ogni sera alle 21 per ricompattare e rinforzare un muro di fuoco intorno allo stivale. Quindi siete tutti invitati anche alle 21 su Telegram nel canale di Magie dei Arcieri Bertoldini. Gruppo degli Arcieri Bertoldini. Bene, iniziamo subito questa pillola. Allora, prima di tutto vedete il quadrante radiostesico per la valutazione, ma ormai se avete seguito tutte le pillole questa è la 19ª lezione di radiestesia basic, quindi sapete che il quadrante radiostesico per la valutazione si trova nel sito del capitano.altervista.org ed è gratuito, e qui tutte le volte che voi iniziate un percorso radiostesico bisogna chiedere se va bene per noi. Chiaramente questa è una pillola di didattica e naturalmente dirà sempre sì. Poi qualcuno mi ha chiesto di dargli dei consigli per il pendolino. Ad esempio, io ho sempre usato un sassolino con dello spago, no? Quando ero piccolino, e andava benissimo, addirittura con delle caramelle facevo il 13 a Totocalcio. Cioè mi pagavano delle caramelle e mi portavano la schedina, io non sapevo cos'era, un spaghetto, un sassolino e via una caramella al 13. Però voglio dire, poi chiaramente andando su con l'età, avendo qualche potenzialità economica in più, io mi sono scelto ad esempio questo pendolino, che lo ripeto, lo rifaccio vedere in tutte le pillole. È un pendolino molto particolare perché ha questa caratteristica che si può mettere il testimone qui dentro. Altre persone si trovano meglio con i pendoli di sasso o di legno a forma egiziana e quant'altro. Però vi devo dire una cosa, la radiestesia è un dono, come quello uno nasce con gli occhi azzurri, alto 2 metri o che sa cantare benissimo. La radiestesia non la si può imparare, si può imparare però le tecniche che possono facilitare chiaramente. Chiaramente vi ho sempre detto che prima di poter iniziare a fare una ricerca bisogna prima di tutto cercare di fare un cerchio di fuoco, fare un ovetto dorato e una meditazione sulla stella di Davide e poi cercare l'Om in meditazione da avere il vuoto mentale, così che questa puntina di grammofono attraverso il nostro braccio va nel subconscio e legge la risposta. Più avete un vuoto mentale e più i risultati saranno attendibili, anche se però vi devo dire che ci vuole sempre la scia energetica corretta, se no vi lanciate un'altra scia energetica e il risultato non viene. Bene, qui si mette il testimone, quindi vado un po' veloce perché parte il presupposto che abbiate già visto le altre 18 lezioni di radiestesia basic del vostro Marietto Veneziano, e chiediamo se funziona, e vedete che il nostro pendolino ci dice di sì. Qui facciamo proprio una indagine radiostesica per una coppia e cerchiamo di aiutarla nella loro unione, quindi vediamo che sì e passiamo al prossimo circuito. Voilà, qui vediamo se c'è nel quadrante radiostesico per la valutazione del rapporto di coppia una possibilità, no? Quindi mettiamo il testimone, che voi sapete che può essere una fotografia, un pezzo di carta con nome e cognome, oppure qualcosa di biologico tipo un'unghietta, un pezzettino di unghietta, un cappello o un batuffolo imbevuto di saliva della persona. E qui vediamo che la situazione ci dice che è favorevole, vedete? Quindi sappiamo che se andremo a operare in questa direzione molto probabilmente avremo qualcosa di positivo. Ma il vostro Marietto vuole andare oltre.
Andiamo oltre e facciamo la scala di coscienza di Hawkins, no? Vediamo i tipi, che tipi di personaggi sono. Vediamo il primo magari ha un po' di rabbia, cioè magari lui ha della rabbia, e vediamo lei, qui sempre il testimone, così se vi chiedono un'indagine per 2 persone, e vediamo che lei è coraggiosa, Lui è un pochettino arrabbiato, lei è un po' coraggiosa, insomma dovrebbe saltare fuori una coppia così così. Poi vediamo di tutte e due le persone che tipo di bovis hanno, e chiaramente qui se ci sono più di 1500 bovis di differenza sarà veramente dura per la coppia. Magari i primi 3 anni vanno bene finché tengono gli ormoni, poi quando gli ormoni vanno in cantina, cari miei, la situazione diventa in salita. Comunque lui ha 10.000 e vediamo lei, e quindi anche lei è sui 10-11.000, quindi è una coppia che, sebbene lui abbia un po' di rabbia o lei abbia un po' di rabbia, cioè c'è qualcosina di discrepante, però la coppia dovrebbe funzionare a livello vibrazionale. Sono 2 personaggi interessanti. Quindi adesso useremo il quadrante radiostesico per valutare l'ora di quanto dobbiamo mettere dentro questi 2 testimoni nel circuito per raggruppare, per unire. Quindi chiediamo testimoni, e vediamo che sono 8 ore. Fatto questo, siamo sicuri che la coppia non avrà grandi problemi, e quindi siamo sicuri che 8 ore, vedete, bastano. Quindi togliamo questi qua. Vi ricordo che questi quadranti radiostesici si trovano sempre nel sito del capitano.altervista.org, fatti dal vostro Marietto veneziano. Prendiamo adesso questo circuito che si trova sempre negli ebook gratuiti del sito del capitano.altervista.org, lo vedete? Questo circuito è molto semplice, si prende una macchina radionica di onda di forma, si mette qui la foto dei 2 personaggi o i testimoni che avete biologici, prendete il pendolino e li valorizzate, almeno 21 giri, ma l'ideale sarebbe che il pendolino ferma in senso orario la sua corsa. Fatto questo, si posiziona, adesso mi fermo chiaramente perché è una pillola didattica di radiestesia basic e quindi la 19esima, prendo questa macchina radionica, la posiziono in posto sicuro per almeno 8-9 ore, dopodiché il messaggio è partito, l'unione di coppia, cioè questo circuito radionico per l'unione dovrebbe dare dei risultati. Si rifà questa operazione fin quando non si riesce a raggiungere un risultato sperato. Chiaramente questo è proprio il minimo, cioè se avete visto che sono già sugli 11.000 bovis, quindi sono persone che non sarà difficile raggruppare. Chiaramente che se vedete che ci sono troppi sbalzi di bovis o sono bassi di bovis, allora si usano altre strategie più performanti. Questo qui è proprio il minimo, però è già un piccolo aiuto nella giusta direzione. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di The Guide Marietto Veneziano, di venirci a trovare, di guardare anche le altre 18 lezioni di radiestesia basic che è chiaramente nel canale vostro Marietto Veneziano, di iscrivervi ai gruppi Facebook e di Telegram, dove vi ricordo alle 20:30 il The Guide Marietto Veneziano coadiuvato da Miles tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati. Grazie cari amici, ciao, alla prossima.